ecco che inizia ad arrivare il pubblico. Chi abbiamo lì? Lidio, ciao Lidio. Abbiamo pure Bruno, veditto, che si collega, vediamo un po'. Allora adesso però ve la spiego. Paolo Voltaggio, ciao carissimo. Un altro grande maestro, cultore della canzone napoletana, Giancarlo, anche Massimo Tuccillo. Allora iniziamo, però questa volta ve la spiego prima un po'. Allora, questa Fenesta Vascia è una canzone cinquecentesca, è del Cinquecento. Poi nella prima metà dell'Ottocento, diciamo verso il 1820, ma non mi ricordo in che anno, fu riscritta praticamente prendendo il testo cinquecentesco e adeguandolo al modo di scrivere ottocentesco. Di che cosa parla questa Fenesta Vascia e Patrona Crudele? Cioè, parla di una finestra bassa di una padrona crudele. Cioè, è un amore incorrisposto. Dentro a Vico questo povero giovane inveisce contro questa finestra che non si apre mai, perché lui, poveretto, sta là nell'ombra e spasima per questa crudele padrona della finestra che non gliel'apre mai. Nella seconda parte, poi magari interrompiamo e ve la spiego. Nella seconda parte c'è questa bellissima similitudine con chi vende l'acqua, quindi immaginatevi questo giovane, si immagina di stare là con questa bella mummarella di acqua sulle spalle, ma non è acqua, sono lacrime d'amore. Allora adesso la prima parte per i non napoletani collegati. Allora, la traduzione: finestra bassa di una padrona crudele, quanti sospiri mi hai fatto sprecare, il mio cuore arde come una candela, bella se sento pronunciare il tuo nome. Orsù, diciamo, cerchiamo di tradurre un po', oi piglia l'esperienza della neve, significa orsù, prendi esempio dalla neve, la neve è fredda e si fa plasmare, si fa maniare, si dice in napoletano, maneggiare, ecco, mi suggeriscono il termine più corretto, ma tu sei così aspra e crudele, mi vedi morto, mi vedi che sto morendo e non mi vuoi aiutare. Fenesta Vascia e patrona crudele, quanta sospiro mai fatta iettare, marda stu cuore come una cannella, bella quando ti sente annumanare, oi via l'esperienza della neve, la neve è fredda e si fa maniare, e tu come si tanta aspra e crudele, morta mi vira e non mi vuoi aiutare. Allora non c'ha speranza questo poveraccio e adesso vuole diventare come un picciotto. Un saluto ai nostri fratelli palermitani che capiscono bene questo termine, come un picciotto, come un bel garzone che va con questa brocca vendendo acqua, però non è acqua, sentite. Vorria a diventare un picciotto con una lancella ghira venne in acqua, vammanei da chisti palazzuotti, belli femmine meglio a chi vuole acqua, se vota un'anella dell'angoppa,
chi è studin cava venne in acqua e io le rispongo con parola corta sul lacrime d'amore e non è acqua. Sono lacrime d'amore e non è acqua. Vi saluto.